Quindi nel video precedente abbiamo fatto l'esempio del genitore inteso come una sorta di allenatore. Allora, allenatore nel senso potreste provare a immaginarlo come come alleato vero e proprio. Il genitore alleato è un genitore che riconosce le emozioni riconosce le emozioni dell'altro, quindi del bambino, e non cerca soprattutto di trovare delle soluzioni al posto suo, ma riconoscendo le loro emozioni li aiutiamo a dargli un nome. E quindi hai scritto sul divano questa cosa non si poteva fare, e fargli capire che vale il fatto che scrivere sul divano non va bene, però aiutarli a provare a pensare al perché l'hai fatto, e quindi cercare di prendere sul serio potrebbe essere che il bambino l'ha fatto perché ha bisogno di attirare la vostra attenzione o perché è arrabbiato per qualche motivo. Quindi cercare nel correggere il comportamento, ed è importante anche sempre porre un limite alle azioni ma non al vissuto emotivo del bambino, quindi correggere il comportamento cercando insieme di individuare quali possono essere a questo punto le strategie risolutive, aiutarli, essendo loro alleati, a trovare un modo diverso per sfogare la rabbia o il disappunto. È un modo importantissimo che l'adulto ha per sviluppare nel bambino l'intelligenza emotiva, e quindi utilizzate voi per primi, come dicevamo è importante essere dei modelli per loro, quindi utilizzate l'empatia. L'empatia è quella risorsa che ognuno di noi utilizza quando cerca di mettersi nei panni dell'altro, quindi cercando di capire perché hai scritto sul divano, che cos'è che ti ha spinto a fare questa cosa. Se voi vi mettete nella posizione di comprensione delle azioni del bambino, il bambino si sentirà considerato. Trovare delle alternative significa dargli la possibilità di leggere nel vostro atteggiamento una modalità rispettosa, empatica, rispettosa. Gli insegnate a essere così, lo spingete a immaginare delle soluzioni alternative. La soluzione e il tentativo può prevedere il fallimento. Noi gli faremo notare che aver fallito una volta non vuol dire non essere intelligenti, non vuol dire che la prossima volta non andrà meglio.